Veneto declassato, ma anche l'economia della regione fa male? Guardi, se dovessero classificare il Veneto avremmo una classificazione maggiore di quella della Germania, per cui tutti tranquilli. Il problema è che noi siamo trascinati giù da questa classificazione nazionale che non condividiamo. Non condividete, ma nei fatti capita, e poi che succede per questa economia del nord-est? Ma succede che noi dobbiamo rispondere ai cittadini come stiamo facendo in questo momento con questo fondo di accesso al credito da 1 miliardo e 900 milioni di euro per le imprese, per andare in banca a chiedere soldi, e dall'altro dobbiamo chiedere federalismo e autonomia. Siamo stanchi di pagare gli sprechi degli altri. Ma le agenzie che danno questi voti poi pesano anche politicamente? Pesano molto, abbiamo visto cosa è accaduto negli Stati Uniti prima che in Italia. Direi che è ora di pensare che la Banca Centrale Europea con le banche degli Stati mettano in piedi un sistema di classificazione delle economie autonomo e non che dipenda da chi fino a ieri ci diceva di comprare i titoli della Parmalat. L'economia veneta potrebbe andare meglio se fosse staccata dal resto dell'Italia? Ma l'economia veneta potrebbe assolutamente avere molto più slancio se non avesse le pastoie della burocrazia che Roma ci impone e soprattutto se lasciasse i nostri imprenditori più tranquilli e non li costringesse ad avere un rapporto con l'ufficio complicazioni affari semplici, come lo chiamo io. In Consiglio regionale prosegue un dibattito che si trascina sul nuovo statuto. Lei aveva lanciato la proposta, tagliamo a 30 i consiglieri, adesso si arriva a una mediazione 50, questo è il numero? Guardi, i veneti debbono sapere che noi abbiamo 60 consiglieri e c'è oggi una proposta in Consiglio regionale pronta al voto per 50 consiglieri. Siamo vittime dell'ostruzionismo, abbiamo oltre 1200 emendamenti ostruzionistici presentati, se ne prenda atto. Questo 50 è il numero ultimo per quanto riguarda la trattativa che è in corso in Consiglio regionale? E il numero ultimo è anche serio perché è l'indicazione che viene data a livello nazionale e avere più di 50 consiglieri vuol dire non essere più regione virtuosa, il che significherà avere problemi a portare a casa finanziamenti in futuro da Roma. Ostruzionismo e poi però democrazia e confronto politico, come si concilia questo? Guardi, il regolamento dei lavori che abbiamo in Veneto è unico nel suo genere, nelle altre regioni si discute 36 ore, 48 ore e poi si vota, da noi si sa quando si inizia a discutere, non si sa quando si finisce. Lei crede che a questo statuto si arriverà ad un voto e poi successivamente legge elettorale e il regolamento? Io spero di sì, c'è gran parte dell'opposizione che ha capito la sfida, che è una sfida anche di serietà nei confronti dei veneti. Questo vuol dire efficienza, poi significherebbe approvare una legge magari nel giro di un mese, cosa che oggi non accade. Se invece non passa vorrebbe ricadere nell'oblio e quindi non venirne più fuori. Sarebbe un fallimento per la politica in genere? Beh, lo è sicuramente, visto considerato che noi dobbiamo essere efficienti, i veneti ci chiedono efficienza e i veneti debbono anche sapere che non è possibile che una persona blocchi i lavori di 60 persone.